dedicata ai 100 anni della sezione, ma in modo particolare a rinverdire nel nostro cuore idee, persone, figure, motti, momenti trascorsi non solo frequentando l'ambiente delle penne nere, ma soprattutto vivendo a stretto contatto con la comunità e con la societas del Gemonese e del Friuli. Ci lasciamo con la musica di ordinanza, con quello che ci rappresenta quotidianamente. La fanfara ci lascia con in prima battuta il suono del 33, il valore alpino, e poi ci saluterà con l'inno nazionale. Solo due annotazioni per valore alpino. Ancora una volta la fanfara si distingue e diventa ambasciatrice, è profondamente impegnata nello studio e nella proposta della musica all'interno delle scuole, e gli stessi componenti della fanfara sono non solo degli eccellenti suonatori con il loro strumento, ma hanno delle qualifiche significative, sono diplomati, la maggior parte di loro conoscono esattamente la musica, gli autori e la storia della musica. In questo caso particolare vogliamo esaltare il lavoro che è stato fatto dal graduato scelto Antonio Tomai Pitinca, il quale ha recuperato la versione originale per pianoforte e voce del 33 e la ha adattata per la musica, per la fanfara. Noi questa sera non sentiremo quella armonizzazione, ma è bello sapere che la nostra fanfara non solo suona, ma ha anche capacità di studio musicale, di studio etnomusicale e di ricerca, e dunque ci ascoltiamo il valore alpino suonato dalla fanfara nella versione tradizionale, consapevoli del grande valore e del grande studio che c'è dietro ogni brano musicale. Grazie.